Amici di Mato Scacco, tenetevi forte perché questa è probabilmente la partita più spettacolare che abbiate mai visto in vita vostra. Ed eccoci qui a presentare questa partita. Protagonista della partita è il buon caro Tal, soprannominato il mago di Riga perché abitava da quelle zone e tutti i più grandi scacchisti hanno avuto un soprannome, così come mi viene in mente Capablanca che veniva denominato Chess Machine perché non perdeva mai praticamente. Così il buon Tal aveva il soprannome di mago, mago colui che fa le magie sulla scacchiera, colui che riesce a fare mosse che un occhio comune di un comune scacchista difficilmente riuscirebbe a trovare. Vediamo questa partita che ha giocato contro un giocatore di cui non si conosce né il nome né il cognome, probabilmente è stata giocata in una amichevole e questa partita ha fatto veramente tanto parlare di sé. Cavallo F6, cavallo C3, Tal tra l'altro ha fatto un 100% di precisione a 6, fin qui siamo sempre appunto in una siciliana tranquillissima. Alfiere G5, una mossa particolare, pedone in E6, spinta in F4 in stile proprio mega attacco, Grand Prix, eccetera, eccetera. B5, E5, D per 5, F per E5 e qui arriva la mossa giusta. Ovviamente ora c'è il cavallo che è inchiodato, però se togli il cavallo perdi la regina, quindi la mossa corretta adesso è donna C7 e in partita viene giocata donna E2 perché il bianco semplicemente non cattura questo pedone, poiché a seguito della cattura sarebbe arrivato scacco con ripresa del pezzo e non so se interponi un alfiere poi per arroccare io ti catturo il pezzo e dopo una roba di questo tipo io credo che il nero abbia addirittura un po' di iniziativa, no? Nonostante abbia perso un pedone importante dell'arrocco, però non è male. Quindi dicevamo che qui il bianco non cattura il cavallo nero, ma decide di giocare donna in E2 per supportare il proprio pedone. Adesso è il momento però veramente di togliere questo cavallo che va in D7. Ora la situazione, facciamo un attimo un punto della situazione. Il bianco ha un buono sviluppo, ha i due cavalli fuori in posizioni buone, un alfiere che praticamente quasi va a sfiorare il re avversario, una regina che controlla bene il centro e un re che magari può arroccare lungo e immaginati dopo l'arrocco lungo anche questa torre che può attaccare con idee eventualmente di matto su D8, resterebbe solo da portare in gioco l'alfiere e la torre. Mettiamoci un attimino invece nei panni del nero, il nero ha quasi tutti i pezzi a casa e l'unico pezzo sviluppato che è il cavallo che era in F che è andato in D7, converrai con me che non è una grande posizione dove si trova. Tal decide di fregarsene di questo pedone e di arroccare lungo e a questo punto arriva alfiere B7. Il nero si rende conto di essere in ritardo di sviluppo e non può accettare minimamente di andarsi a prendere questi tipi di pedoni perché potrebbero arrivare grossissimi rischi, sempre con l'idea ovviamente di un matto in D8. Adesso volevo un attimino stoppare il video e farti provare a ragionare a te su questa situazione. Quindi mossa al bianco. Qui c'è un re al centro, la teoria degli scacchi dice che quando il nostro avversario è un re al centro dovremmo cercare di aprire la posizione. Sembra difficile perché non abbiamo più pedoni centrali, sai, se avessimo avuto dei pedoni centrali li tiravi contro i suoi pedoni, in qualche modo riuscivi ad aprire, ma qui che cosa si può fare? Pensaci qualche secondo. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. È una posizione dove sembra che non ci sia assolutamente nulla. Ok, il bianco ha un vantaggio di sviluppo che ricordiamo che essere un vantaggio temporaneo. Se diamo la possibilità al nostro avversario di riprendersi, questo vantaggio potrà svanire tranquillamente, quindi occorrono mosse molto incisive. E la risposta corretta è sacrificio del cavallo su E6.
L'idea è che dopo la cattura, ed è così che va in partita, questo pedone è debole e quindi può essere facilmente attaccato e dunque la donna può portarsi in una posizione d'attacco e attaccare questo pedone che difficilmente può essere difeso. Ok, mi viene in mente un alfiere qui, mi viene in mente un donna qui o qui. In partita viene giocato donna B6 e qui il nero pensava che diciamo che la turbolenza era finita. In realtà siamo solo all'inizio. Anche qui ti lascio qualche secondo per trovare un'altra mossa geniale. Come si continua l'attacco? Ok, urge qualcosa di abbastanza forzante, qualcosa di immediato, qualsiasi mossa ci possa venire in mente è lenta. La mossa è torre in D6. L'idea è quello di sfruttare il tema tattico e dell'interferenza. Ora, essendoci la torre in mezzo, la donna nera non controlla più questo pedone, quindi la donna bianca potrà andare a catturarlo. Ma aspetta, questa torre è catturabile dall'alfiere e infatti dopo la cattura comunque c'è l'interferenza, la donna nera in B6 non controlla il suo pedone nero e quindi ora è il momento di catturare e se proprio vogliamo in un futuro si può catturare anche questo alfiere comunque con un'ottima posizione, ma non è la mossa che viene giocata da Tal, non è questa la mossa che viene giocata. Troviamo ancora un'altra mossa eccezionale, la migliore, la più corretta. La riesci a vedere? Il re nero è quasi alle strette, fa fatica a muoversi, anzi non fa fatica, non può muoversi da nessuna parte perché questa regina domina e dunque la mossa che viene giocata, che è la mossa migliore, è alfiere in C4, 9 punti esclamativi. L'idea è quella di andare a dare matto con questa batteria donna più alfiere, ma anche quella di far spazio e di portare in gioco l'ultimo pezzo che è rimasto. Ora, la genialità di un giocatore come questo è quello di dire non conta tanto il numero materiale, so in vantaggio di più 3, più 4, più 5, se il mio avversario sta utilizzando due torri, non le sta utilizzando, quindi 10 punti non li sta utilizzando, più 3 di cavallo, 13 punti non li sta utilizzando. Io ho sacrificato una mia torre e però sto portando in gioco tutti i pezzi. Quindi questi sono concetti molto sofisticati e solo un occhio così raffinato può vederli. B per C4 per evitare il matto, torre per F1 e ora attenzione che il re non può muoversi, può solamente essere difeso da qualcuno. Cavallo F6 è l'unico difensore e a questo punto l'ultima mossa geniale, che non è pedone, ma ovviamente se è una mossa geniale è torre, sacrifichiamo tutto per vincere la partita e dopo pedone per la partita come si conclude? Riesci a vedere? La partita si conclude all'istante con alfiere H6 scacco matto. La donna su casa chiara e l'alfiere di case scure tolgono ogni tipo di protezione al re nero. Io rivedrei un attimino questa partita dall'inizio, visto che ora l'abbiamo vista, per cercare ora di rivederla con altri occhi, arrivare al punto culminante della combinazione. Donna E2, cavallo F7, rocco lungo, alfiere B7 e qui c'è stata la combinazione. Quindi nel suo cervello quello che è scattato è il mio avversario è il re al centro, io sono in vantaggio di sviluppo, devo trovare il modo per cercare di forzare un pochettino gli eventi. Io credo, potrò sbagliarmi, che non puoi fare un sacrificio come questo a cuor leggero. Se fai un sacrificio come questo vuol dire che hai già visto questa continuazione, che avevi già considerato donna B6 e che avevi almeno già considerato torre in D6 interferenza. Dopo la cattura c'hai questa mossa e qui posso anche dirti guarda, qui ci sta che magari a un certo punto Tal non era più riuscito a vedere tutta la continuazione. Io penso di sì, però supponiamo che anche umanamente uno non avesse visto tutto fino a qui, cioè come si continua ora,
Beh, alfiere C4 è un bel modo per continuare. Porto in gioco l'ultimo pezzo, torre F1 e qui è matto. La partita praticamente è terminata, ops, scusami, è terminata nel giro. Ho saltato qualcosa? Sto sbagliando qualcosa? Ah, torre, sì, scusami, torre per F6, la parte più bella. La partita è finita praticamente in 19 mosse per il bianco, con una precisione sorprendente, ragazzi. Qui siamo di fronte a esseri sovrumani con una visione tattica fuori dalla norma. Come sempre io spero che il video ti sia piaciuto. Se sei uno scacchista, sei amante di questo mondo e vuoi cercare di modi per migliorare, allora ti consiglio di venirci a trovare sulla nostra Accademia di Matto Scacco. Vai su Google, scrivi Matto Scacco Academy e ti usciranno un po' di cose. Oppure, se sei sempre appassionato di scacchi e vuoi avere una bella scacchiera in legno fra le mani, vienici a trovare su mattoscacco.com, troverai le nostre scacchiere in legno professionali da torneo che da buon giocatore professionale non puoi non avere. Io ti ringrazio per aver visto tutto il video, noi ci vediamo alla prossima e ciao!